Buonasera dal TG Sicilia, le principali notizie di questa edizione. Orrore a Partinico, violenta la figlia di amici e filma gli abusi sulla bimba, arrestato 46enne. A Caltanissetta al via il processo d'appello per Don Rugolo, condannato in primo grado a 4 anni e mezzo per violenza sessuale su minori. Uomini in piazza per dire no alla violenza sulle donne, l'iniziativa lanciata da un avvocato di Caltagirone dopo gli ultimi fatti di cronaca. Traffico di migranti sull'asse Turchia-Italia, 7 egiziani arrestati. L'operazione El Rais della Procura di Catania smantella un'organizzazione internazionale con base a Istanbul. Destinazione finale degli sbarchi, le coste siciliane e calabresi. Palermo in condizioni disperate, un bimbo di 4 anni, forse era alla guida di una minimoto a 3 ruote, finita contro un muro. Saranno pubblicati entro aprile i bandi per la progettazione dei 2 termovalorizzatori di Palermo e Catania. Lo annuncia il presidente della regione Renato Schifani. La Sicilia grande protagonista del Vinitaly, il padiglione 2 è stato tra i più visitati della fiera. Il vino siciliano è ormai riconosciuto a livello internazionale. E poi il calcio, in Serie C il Catania punta al miglior posizionamento della griglia dei play-off. I rossazzurri, che giocheranno solo 2 partite, puntano a conservare il 5° posto. Partinico violenta la figlia di amici e filma gli abusi sulla bimba. Arrestato il sindaco Rao, la città diventata una Gomorra. Marco Gullà. L'orco era amico di famiglia, era spesso in casa, dove ha abusato sessualmente per anni di una bambina. Questa terribile vicenda arriva da Partinico, in provincia di Palermo. I carabinieri hanno arrestato un palermitano di 46 anni, accusato di violenza sessuale aggravata e pornografia minorile. Secondo quanto messo in luce dalle indagini, l'uomo, amico di famiglia e assiduo frequentatore dell'abitazione della vittima, avrebbe approfittato anche di una condizione di particolare vulnerabilità della bambina, abusandone sessualmente in più occasioni. L'indagato avrebbe filmato gli abusi sessuali avvenuti a volte anche nella sua abitazione attraverso una telecamera nascosta, realizzando così diversi video pedopornografici che gli inquirenti hanno trovato nella sua disponibilità. La giovanissima vittima si trova ora al sicuro in una struttura protetta. Un'altra vicenda di cronaca che arriva quindi da Partinico. Il sindaco Pietro Rao è sconfortato e in una lettera indirizzata alla cittadina dice: Partinico come Gomorra. Naturalmente questo segue ad altri fatti tragici delle ultime settimane, ci lascia veramente con l'amaro in bocca. Noi vogliamo costruire una città migliore per i nostri ragazzi, per i nostri figli, ce la stiamo mettendo tutta, però probabilmente il sistema sociale ha un cortocircuito. Noi abbiamo la necessità di capire, di intervenire e di fare tutto quello che è possibile fare. A Caltanissetta, prima udienza del processo d'appello a Don Giuseppe Rugolo, il sacerdote già condannato a 4 anni e mezzo per violenza sessuale su minori. In aula anche la curia di Piazza Armerina, ritenuta corresponsabile in primo grado. GR Italia. È iniziato il processo d'appello a carico di Don Giuseppe Rugolo, il sacerdote condannato lo scorso marzo dal Tribunale di Enna a 4 anni e mezzo di carcere per abusi sessuali su minori. In aula anche i legali della Curia Vescovile di Piazza Armerina, che in primo grado era stata ritenuta responsabile civile in solido con il prete. La difesa di Rugolo ha chiesto la riapertura del dibattimento e l'ascolto di 2 nuovi testimoni, contestato l'intero impianto accusatorio, definito illogico e privo di fondamento probatorio. Ma i riflettori restano accesi anche sulla Curia. L'avvocato del vescovo Gisana sostiene che la diocesi non possa essere ritenuta responsabile in quanto priva di personalità giuridica. E intanto si attende il prossimo atto di una vicenda giudiziaria ancora più ampia. Il 26 maggio si aprirà un altro processo. Sul banco degli imputati il vescovo Rosario Gisana e il vicario giudiziale Vincenzo Murgano, attuale parroco della Chiesa Madre di Enna. Per la procura entrambi avrebbero mentito in aula durante il processo a Rugolo. Non solo, secondo i magistrati il vescovo avrebbe anche offerto 25.000 euro alla famiglia di una delle vittime per garantirne il silenzio.
silenzio. La giustizia adesso passa all'esame dei giudici d'appello, ma le ombre che pesano su questa vicenda restano fitte e coinvolgono i vertici di una delle diocesi più importanti della Sicilia. Dopo gli ultimi femminicidi, a scendere in piazza per dire no alla violenza sulle donne saranno degli uomini. Dell'iniziativa lanciata da un avvocato di Caltagirone si è parlato al Focus di Telecolor. Adelaide Barbagallo. Non ci sono scuse, sfiliamo da maschi per diventare uomini. Toccato dagli ultimi femminicidi, quello di Sara a Messina e di Ilaria a Roma, Luca Cultrera ha deciso di lanciare l'iniziativa La Carovana degli Uomini per Bene per sabato 19 aprile a Caltagirone. Ospite del Focus di Telecolor afferma che non devono più essere solo le donne a manifestare contro la violenza. Ma volevo che finalmente noi uomini potessimo avere la possibilità di dire il nostro no a ogni forma di violenza e di renderci forse protagonisti di un gesto che ha visto sempre o quasi sempre le donne lasciate da sole. Il problema è di noi uomini, afferma Goffredo D'Antona. La mia colpa, voglio fare non è questo, è quasi di essere uomo. La mia colpa essenziale è di non capire quello che noi uomini stiamo facendo. La violenza delle donne è degli uomini. Per Maria Celeste Celi serve educare i ragazzi e le famiglie e invoca un'attenta campagna di comunicazione. L'aumento dei femminicidi è anche dovuto a una comunicazione errata. Questa volta la chiamata arriva da uomini ad altri uomini per una presa di coscienza forte e collettiva. Traffico di migranti sull'asse Turchia-Italia, 7 egiziani arrestati. Un'operazione della Procura di Catania smantella un'organizzazione con base operativa ad Istanbul. Destinazione finale degli sbarchi, le coste siciliane e calabresi. Tonino De Mana. Chi poteva accedere a questo tipo di trasporto era una persona che aveva in grado di raccogliere anche in ambito familiare una cifra ragguardevole. Le parole di Vincenzo Nicolì, direttore dello SCO, non lasciano spazio ad interpretazioni. Qui c'è di mezzo un'organizzazione ben strutturata economicamente, altro che viaggi della speranza con le cosiddette carrette del mare, che salpano dal Nord Africa. La nuova rotta dell'immigrazione emersa nell'operazione El Rais della Procura di Catania è sull'asse Turchia-Italia, con un sodalizio che operava tra Egitto, Turchia, Grecia e naturalmente Italia. 7 gli egiziani arrestati, per gli altri 8 bisognerà attendere complesse procedure burocratiche con stati extraeuropei come Turchia, Oman, Albania ed Egitto. Capo dell'organizzazione Assad Ali Guma Kodir, detto Abu Sufyan, ritenuto uno dei principali player di questo sistema di trasporto di migranti dall'Asia Minore all'Europa. Base operativa e logistica Istanbul. Da qui partivano i van carichi di migranti per i porti di Izmir, Bodrum e Marmaris, con rotte prestabilite e destinazioni in Calabria, Crotone e Roccella ed in Sicilia, con sbarchi ad Augusta e Portopalo di Capopassero. Sotto la lente degli investigatori 18 viaggi e presumibilmente un naufragio. Noi consideriamo che nel periodo delle indagini, durate circa un paio d'anni, 1 anno e mezzo, 2 anni, il giro d'affari sia stato pari a circa 30 milioni di euro. E considerate che questo tipo di viaggi è più costoso di quello dei disperati che attraversano il Mediterraneo centrale. Qui parliamo per ogni persona di circa $10.000 o 10.000 euro. Intanto gli 88 migranti soccorsi nel Mediterraneo centrale dalla Humanity One sono approdati nel porto di Genova. Il gioco d'azzardo e le scommesse clandestine invadono Messina, maxi retata della Guardia di Finanza, 22 arresti, 9 in carcere e 13 ai domiciliari. Francesco Triolo. Un'organizzazione rodata, capace anche di rigenerarsi negli anni e che gestiva in maniera capillare il gioco d'azzardo e le scommesse online a Messina in provincia, una città, quella dello Stretto, che secondo l'analisi di pochi giorni fa di Federconsumatori è al 5° posto nella classifica delle città italiane per volume delle giocate pro capite sui canali autorizzati. Si gioca a Messina e si gioca tanto, insomma, terreno fertile per le organizzazioni criminali. Nell'inchiesta, che oggi ha portato a 9 provvedimenti di custodia cautelare in carcere e 13 ai domiciliari firmati dal GIP Eugenio Fiorentino, ci sono in totale 26 indagati. Secondo quanto emerso dalle indagini avviate dal 2022 gestite per mesi dalla procuratrice aggiunta Rosa Raffa e dalle sostitute della DD Antonella Fradà e Liliana Todaro, a Messina era stata impiantata un'organizzazione capillare con ruoli ben definiti sin dal 2018, centinaia di migliaia di euro gestiti su piattaforme illegali, siti dark con estensioni internazionali su cui venivano deviati i clienti che magari entravano in un punto di scommesse dalla facciata apparentemente legale.
Dalle intercettazioni telefoniche, telematiche ed ambientali è emerso come si poteva scommettere su tutto, su qualsiasi sport. L'organizzazione utilizzava poi canali Telegram e WhatsApp per decidere come indirizzare le scommesse. I guadagni illegali venivano investiti per l'acquisto di beni immobili come case, terreni oppure partecipazioni azionarie o ancora finanziava l'apertura di nuovi punti scommesse. A capo del gruppo, secondo quanto sostiene la procura, c'erano due messinesi, il 52enne Carmelo Salvo e il 44enne dipendente di RFI Letteria Arcoraci. Grave incidente nel quartiere Bocca di Falco di Palermo. Un bimbo di 4 anni è in coma e lotta per vivere. Si sarebbe trovato su una minimoto a 3 ruote con un motore a scoppio, ma la dinamica è ancora poco chiara. Marco Gullà. È in condizioni disperate il bambino di 4 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente nella zona di Bocca di Falco a Palermo. È ricoverato in rianimazione all'ospedale di Cristina, dove stanotte è stato sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico. Il piccolo ha riportato un grave edema cerebrale e fratture facciali, arrivato già intubato dall'ospedale in Grassia, dove in un primo momento era stato trasportato dal padre, è in coma. La dinamica dell'incidente è ancora tutta da chiarire. Nel tardo pomeriggio di ieri il piccolo si sarebbe trovato su una minimoto a 3 ruote con motore a scoppio. L'impatto devastante è avvenuto contro un muretto. Il padre ha trasportato il figlio all'ospedale più vicino, l'Ingrassia di Corso Calatafimi, dove è stato intubato. Al pronto soccorso sono nel frattempo arrivati anche i parenti e gli addetti alla sicurezza, che hanno chiesto l'intervento dei carabinieri per scortare il bimbo durante il trasferimento al di Cristina. L'evoluzione delle sue condizioni sarà più chiara nelle prossime ore. Nel frattempo viene tenuto sotto stretta osservazione. Saranno pubblicati entro aprile i bandi per la progettazione di 2 termovalorizzatori a Palermo e Catania, lo conferma il presidente della regione Renato Schifani. Maglio Viola. Sono ormai pronti e andranno in pubblicazione a breve i bandi per la progettazione dei termovalorizzatori in Sicilia. 2 impianti, uno a Palermo a Bellolampo e uno a Catania nell'area industriale, che saranno realizzati con 800 milioni di euro dei fondi di coesione, soldi pubblici dunque. A confermare l'avanzamento del cronoprogramma è il presidente della regione, che fornisce anche alcuni numeri sull'attuale costo esorbitante dello smaltimento dei rifiuti all'estero. Da molto tempo la nostra regione spende oltre 100 milioni di euro all'anno per esportare rifiuti all'estero, dove vengono inceneriti. È una situazione che non possiamo più accettare. Il presidente Schifani risponde anche alle preoccupazioni di chi teme che i termovalorizzatori siano pericolosamente inquinanti. Questi impianti di ultima generazione avranno un impatto ambientale pari a 0 e garantiranno la massima sicurezza per i cittadini. Tutto sarà fatto con la massima attenzione, trasparenza e rispetto per l'ambiente e la salute pubblica. Infine i tempi, fra gara di progettazione e assegnazione dei lavori bisognerà attendere settembre dell'anno prossimo per l'avvio reale delle opere. Entro settembre 2026 l'inizio dei lavori, che dureranno 18 mesi. È il momento di guardare avanti per costruire una Sicilia più moderna, sostenibile ed anche capace di affrontare il futuro con fiducia. A conti fatti, gli impianti dovrebbero entrare in funzione nel primo semestre del 2028. Il Ministero della Salute ha dato il via libera definitivo al finanziamento per un nuovo ospedale pediatrico di eccellenza di Palermo. Lo annuncia il presidente della regione Renato Schifani. Il decreto ministeriale chiude la fase preliminare e apre la strada alla procedura di appalto integrato che sarà curata da Invitalia. Si tratta di un passo fondamentale per dotare la Sicilia di una realtà all'avanguardia, interamente dedicata alla salute dei bambini, facendo dell'isola un punto di riferimento per tutto il sud Italia e l'area del Mediterraneo, ha detto appunto il presidente della regione siciliana. Andiamo avanti, nuova protesta degli automobilisti che percorrono la A18, soprattutto tra Acireale e Giarre. Chilometri di code per una decina di guardrail da sostituire con restringimento della carreggiata. Autostrade Siciliane risponde e conta di ripristinare il traffico normale entro Pasqua. Francesco Triolo. Ogni giorno la stessa storia, la stessa coda, gli stessi ritardi, ogni giorno gli stessi messaggi di protesta.
Percorrere l'autostrada A18 è un'odissea per migliaia di automobilisti che transitano ogni mattina soprattutto tra Giarre da Cireale, pendolari, cittadini comuni che devono magari prendere un aereo, code tra i 3 e i 5 chilometri dovute ai lavori di messa in sicurezza e modernizzazione di guardrail, lavori che durano da circa 2 anni in quello che è il tratto più trafficato di tutta la rete autostradale del Consorzio Autostrade Siciliane e che provocano tanti disagi. Spesso e volentieri siamo costretti a interrompere. Pensi che in 2 anni abbiamo dovuto fare circa 230 giorni di sospensioni per evitare che questi disagi diventassero veramente un calvario. Per 10 metri di muretto, dicono, la protesta corre veloce anche sui social tramite messaggio. Le lamentele sono tante, dalle mancate segnalazioni ai caselli d'ingresso sino all'assenza di operai all'interno dei cantieri. Questo non è assolutamente vero, perché sono rimaste le ultime lavorazioni che interessano i sottopassi, dove ci sono delle opere in cemento armato che devono essere demolite e ricostruite. La ricostruzione comporta l'attesa per la maturazione del cemento che spesso che dura 7-10 giorni. Stiamo cercando di ottimizzare, di accelerare i tempi in modo da arrivare nel mese di giugno a chiudere definitivamente questo benedetto cantiere che, ci rendiamo conto, sta comportando dei disagi particolarmente gravosi per l'utenza. Inaugurato al CUS di Catania il Salone dell'Orientamento, 3 giorni in cui gli studenti delle scuole superiori possono farsi un'idea sul corso di laurea in cui iscriversi. Alcuni però hanno già le idee chiare. Adelaide Barbagallo. Molto probabilmente medicina, se ci fanno sapere qualcosa. Mi è sempre piaciuta. Molti hanno già le idee chiare, caduta la tagliola dei test, saranno tantissimi quest'anno i ragazzi che si iscriveranno a medicina. Non sarà un problema, ci sarà questo semestre filtro come deciso dal Parlamento, quindi in tanti parteciperanno a questo semestre filtro e poi per quello che riguarda la seconda parte sarà come sempre una selezione. Al CUS di Catania il Salone dell'Orientamento, 3 giorni di festa e l'opportunità per i ragazzi e le scuole superiori di conoscere i dipartimenti e i corsi di studio dell'Ateneo. Abbiamo visto ingegneria, fisica, scienze politiche, abbiamo parlato. Sì, interessante. Nei vari stand, tutor, studenti universitari con i quali confrontarsi sulla loro esperienza. Eccoli gli alambicchi della facoltà di chimica. Qua stiamo facendo un pochettino una demo di tutti quelli che sono varie esperienze che facciamo in laboratorio. E diamo anche un minimo di teoria base per incuriosire più che altro le persone a iscriversi effettivamente a chimica. Qui per dare informazioni a eventuali studenti che volessero iscriversi in ingegneria. Che progetto state illustrando? È un progetto di Formula SAE, è una competizione sportiva universitaria che si occupa della costruzione e della progettazione di un'auto di auto formula. Avevo già le idee chiare, volevo fare giurisprudenza, ma anche in altri stand ho avuto la possibilità di rivalutare le mie idee. Sul palco ad intrattenere con la loro musica gli studenti di Radio Zammu, anche questa assieme al coro dell'università una bella realtà dell'Ateneo di Catania. La Sicilia chiude da protagonista la 57esima edizione del Vinitaly a Verona. Il padiglione 2 è stato tra i più visitati della fiera, al riconoscimento di un lavoro sulla qualità del prodotto ormai riconosciuto a livello internazionale. Orazio Longo. È una Sicilia strategica e unita a quella che si è presentata alla 57esima edizione del Vinitaly a Verona. Il padiglione 2 è stato tra i più visitati dalle migliaia di persone che hanno affollato la zona fiere, enoturismo e nuovi mercati guardando al prodotto siciliano, il vino, come un bene di alta qualità apprezzato in Italia ma anche in tutto il mondo. Degustazioni, masterclass e incontri esclusivi dedicati ai DOC Sicilia si sono susseguiti nella 3 giorni veronese. 82 milioni le bottiglie a marchio DOC Sicilia, 1 miliardo di euro il giro economico che ruota attorno alla produzione vitivinicola. Il consorzio sta monitorando attentamente l'evoluzione degli scenari internazionali perché il 20% di dazi è sicuramente una percentuale che potrebbe incidere sensibilmente sulle nostre vendite.
La scure dei dazi preoccupa visto che gli Stati Uniti rappresentano il 20% delle esportazioni, circa 120 milioni di euro, ma l'assessore regionale Barbagallo invita alla calma. Non bisogna drammatizzare la questione dei dazi, ma non bisogna sottovalutarla. Certamente abbiamo degli strumenti per contrastare innanzitutto la resilienza degli imprenditori agricoli che sapranno affrontare il momento. Cercheremo di aprire nuovi mercati, di potenziare i mercati esistenti e poi di rilanciare l'enoturismo. Secondo il report curato dall'Università di Messina e rivolto alle aziende di Assovini Sicilia, l'84% delle imprese ha già implementato servizi enoturistici, mentre l'Istituto Internazionale di Gastronomia, Cultura, Arti e Turismo ha assegnato alla Sicilia il riconoscimento di Regione Europea della Gastronomia 2025. E adesso una pausa, tra poco il calcio. Bentornati, adesso il calcio in Serie C, ultime 3 giornate della stagione regolare, siamo alla rush finale per il posizionamento nella griglia playoff. Il Catania giocherà solo 2 partite, per un turno riposerà. I rossazzurri puntano a conservare il quinto posto. Marco Carli. 3 partite, solo per qualcuna, per altre sono 2, alla fine della stagione regolare. La corsa verso il miglior piazzamento nella griglia dei playoff. Il Catania al momento è quinto col Picerno. Arrivare in quinta posizione sarebbe un ottimo risultato perché significherebbe avere la certezza di giocare in casa il primo e il secondo turno, entrambi in gara unica, della fase del girone dei playoff, con la possibilità di arrivare alla fase nazionale con 2 pareggi al 90°. I rossazzurri nella regular season giocheranno solo 2 gare, riposeranno nel turno pasquale quando avrebbero dovuto affrontare il Taranto escluso dal torneo. 2 trasferte per De Rossi e compagni a Cava dei Tirreni con la Cavese impegnata a conquistare un posto nei playoff e una probabilmente decisiva con il Potenza. Come si vede dalla grafica, 4 squadre in un punto, anche il Picerno come il Catania giocherà solo 2 gare, 3 invece per Benevento e Potenza. Una corsa vincente a cui il Catania partecipa con merito per quello che ha fatto nelle ultime partite, anche se la sconfitta con l'Avellino ha mostrato, come ammesso da Toscano, che il Catania deve ancora crescere in vista degli spareggi promozione, ma i rossazzurri, va anche detto, nel primo tempo hanno retto benissimo il campo con la capolista. In settimana Inglese avrà la possibilità di mettere altra benzina nelle gambe, così come Dal Monte. Nella partita di Cava dei Tirreni, che Telecolor sabato trasmetterà in diretta in chiaro, non ci sarà Di Tacchio squalificato, pronto Quaini. Il Catania, dopo lo stop con l'Avellino, vuole subito riprendere a correre. Adesso una pausa, ci rivediamo tra poco per altri aggiornamenti. Per questa edizione non ci sono altri aggiornamenti, grazie per averci seguito e buona serata.